Sì, buongiorno, benvenuti. Con questa conferenza stampa vogliamo rappresentare il lavoro che come gruppo del partito abbiamo fatto, del Partito Democratico abbiamo fatto su un tema che a nostro avviso è cruciale e che riguarda la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo facciamo perché partiamo da dei numeri impressionanti che riguardano la nostra regione. Riporto quei pochi dati che siamo riusciti a recuperare online perché la Regione del Veneto fa fatica a mettere a disposizione un'analisi dettagliata di quali sono le condizioni di lavoro nella nostra regione. I numeri riguardano, se li riusciamo a vedere, io non- eccoli qua, sono 103 morti sul lavoro nel 2022, nel 2023 sono state 101. Ma ovviamente le morti sul lavoro sono la punta dell'iceberg di questo dramma, perché ci sono stati nel 2022 52.780 infortuni sul lavoro accertati, 69.643 denunce di infortunio nel 2023. E in questi anni stiamo registrando anche un aumento rilevante delle malattie professionali, e cioè dei danni alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori che le attività professionali producono nel corso della vita. 2029 casi accertati nel 2022, 4.633 denunce nel 2023. Partendo da questi dati, ce ne sarebbero molti di più, abbiamo voluto mettere al centro della nostra attenzione proprio la tutela e la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro. Ricordo che la Regione del Veneto è una delle poche regioni che non dispone di una legge organica per la salute dei lavoratori. Ci sono pochi articoli in una legge del 2009, della legge numero 3 2009, ma per la verità, visto i numeri che abbiamo rappresentato, che ovviamente riguardano il Veneto, ma non soltanto il Veneto, riteniamo fondamentale ripartire da qui, ripartire dal lavoro come strumento cruciale per ridurre le diseguaglianze. La legge è una legge articolata che ha diversi contenuti, alcuni riguardano la pianificazione delle politiche regionali, proponiamo un intervento più specifico in ambito di formazione che riguardi non soltanto i lavoratori, ma anche, per esempio, le persone in apprendistato, in stage curriculare. Proviamo a mettere in fila un po' di regole per la prevenzione e la vigilanza. Chiediamo un adeguamento degli organici SPISAL, sia in termini numerici, quindi quantitative, ma anche di competenze. E poi ci sono delle norme che prevedono un monitoraggio più dettagliato del fenomeno che, come dicevo all'inizio, invece al momento non c'è. Però di tutti i contenuti che proponiamo in questo progetto di legge vorrei concentrarmi oggi soltanto su tre che mi sembrano quelli più cruciali. Il primo riguarda la gestione degli appalti pubblici. Come sapete, il combinato disposto, diciamo così, delle distorsioni del mercato del lavoro e delle norme che sono state anche recentemente approvate dal governo Meloni hanno reso più fragile il lavoro proprio nei cantieri e in tutti gli appalti che riguardano molto spesso anche enti pubblici. Proponiamo l'introduzione di alcuni principi per aumentare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli appalti pubblici. Il primo criterio che proponiamo è quello di introdurre dei criteri premiali per l'affidamento dei contratti pubblici di competenza regionale per le imprese che investono sulla sicurezza e sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Cioè noi chiediamo che la Regione del Veneto ogni volta che bandisce un concorso pubblico per un appalto, una fornitura, un servizio, premi le imprese che si dimostrano virtuose, che garantiscono misure ulteriori rispetto ai limiti di legge, che dimostrino la congruità numerica tra chi lavora e l'oggetto dell'appalto, che propongano una formazione adeguata ai propri lavoratori, che investano sul lavoro delle donne e dei giovani. La seconda proposta, sempre sugli appalti pubblici, riguarda la necessità di introdurre in Regione del Veneto l'introduzione appunto di clausole di risoluzione del contratto nel caso in cui la ditta appaltatrice violi norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e chiediamo che questo principio sia esteso a tutti gli enti che attraverso finanziamenti regionali bandiscono degli appalti pubblici. E infine chiediamo che per tutti gli appalti pubblici sia applicato per contratto il contratto collettivo maggiormente attinente all'attività svolta, stipulato da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, fatto salvo ovviamente il caso che ci siano condizioni migliori, e chiediamo anche che in ogni caso
sia applicato un salario minimo, cioè una paga oraria minima di 9 euro all'ora per tutti i contratti stipulati dalla Regione del Veneto, dagli enti strumentali da essa partecipati. Gli altri due punti, diciamo, nuovi che questa proposta di legge prova a introdurre nella legislazione regionale riguardano uno il caporalato e l'altro i lavoratori digitali. Purtroppo le norme contro il caporalato, o meglio i fatti che riguardano questo fenomeno e questo dramma, sono stati al centro dell'attenzione pubblica nelle ultime settimane a seguito di fatti davvero drammatici. Ora, io credo che al netto del cordoglio che abbiamo dimostrato ed esplicitato tutti in quei drammatici giorni successivi all'assassinio del lavoratore indiano, forse oggi la politica dovrebbe rispondere con dei fatti concreti e quindi proponiamo alcune norme semplici per contrastare in maniera efficace nella nostra regione il fenomeno del caporalato, perché ricordiamo che il Veneto tra le regioni del nord è una delle regioni in cui più di altre il fenomeno del caporalato sembra essere diffuso. Chiediamo che la regione promuova l'adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità, che è già prevista dalla legge 116 del 2014 delle imprese agricole del Veneto. Solo poco più del 4% delle imprese agricole regionali in questo momento aderisce a questa rete. Abbiamo visto che in altre regioni dove si è fatto un lavoro di promozione questi numeri si sono alzati di molto. Proponiamo l'istituzione di elenchi di prenotazione telematici per fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro agricolo in modo che avvenga in maniera trasparente dentro percorsi certificati di legalità. E infine proponiamo una serie di interventi che possono, come dire, contribuire a contrastare quei fenomeni che sono strettamente connessi allo sfruttamento lavorativo del caporalato e quindi che riguardano le condizioni di vita dignitose delle persone. Chiediamo alla Regione di impegnarsi per garantire il trasporto sicuro da e per il luogo di lavoro, di stipulare convenzioni con gli enti locali per garantire condizioni abitative e dignitose per le lavoratrici e i lavoratori agricoli. Chiediamo alla Regione del Veneto di investire in servizi di mediazione linguistica e culturale per i lavoratori stranieri impiegati in agricoltura. Chiediamo di riservare un'attenzione particolare alle lavoratrici agricole donne che stanno aumentando e che sono ancora più esposte a fenomeni di sfruttamento. Infine, chiediamo di costruire dei protocolli di legalità con la grande distribuzione in modo da poter presidiare lungo tutta la filiera agroalimentare la tutela appunto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. L'ultima parte della legge è dedicata invece ai cosiddetti riders, cioè ai lavoratori digitali, lavoratori intermediati da piattaforma. Ora qua siamo in una situazione complicata perché non c'è una normativa nazionale di riferimento, non c'è neppure c'è una direttiva approvata dal Parlamento europeo che però ancora non è stata adottata dal nostro paese. Allora chiediamo in questo caso alla Regione del Veneto di essere protagonista di una legislazione di avanguardia. Intanto pensiamo che per i lavoratori intermediati da piattaforma debba essere costruita un percorso di valutazione dei rischi specifici correlati alla professione che svolgono, che attualmente non esiste. Chiediamo che siano elaborate dei percorsi di formazione, anche in questo caso specifici, che riguardino sia i lavoratori digitali ma anche i committenti, quindi in un percorso che coinvolga anche la parte datoriale, perché è chiaro che quel tipo di mansione si presta a dei rischi diversi. Chiediamo che vengano stipulati dei protocolli d'intesa affinché i datori di lavoro siano obbligati ad adottare tutte le misure che possono aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Penso alla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale specifici, alla manutenzione degli cosiddetti strumenti di lavoro, che molto spesso sono i mezzi di trasporto degli stessi rider, a prevedere protocolli di sorveglianza sanitaria per questi lavoratori, a organizzare in maniera strutturale la rappresentanza di questi lavoratori e infine prevedere meccanismi che rendano trasparente il cosiddetto algoritmo, cioè quel meccanismo digitale che molto spesso decide del futuro lavorativo di queste persone. Tutti questi elementi dovrebbero entrare a far parte di una carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori digitali che la Regione del Veneto dovrebbe impegnarsi a
ad approvare e a diffondere in tutti gli enti locali e le istituzioni che insieme alla Regione si trovano a doversi confrontare con questa nuova modalità di lavoro, cercando di superare ovviamente, perlomeno sotto il profilo dei diritti e delle tutele riservate a questi lavoratori, la differenza che sta nei diversi rapporti contrattuali che popolano il mondo del lavoro digitale. Alcuni, sapete, sono lavoratori dipendenti, altri invece lavorano, sono costretti a lavorare come lavoratori autonomi. Quindi si tratta insomma di un complesso di norme molto articolato. Oggi abbiamo parlato solo di alcuni degli aspetti che sono contenuti in questa proposta di legge, perché vorremmo che si facesse un salto da questo punto di vista nella nostra regione. Si parla molto di sicurezza sul lavoro, si fa davvero molto poco. Questo è il contributo che vogliamo dare come gruppo del Partito Democratico. È un tema che riteniamo cruciale, perché attraverso il lavoro può davvero passare può rappresentare l'unica modalità che consente alle persone di emanciparsi sotto il profilo individuale e personale, ma forse anche alla società nel suo complesso di poter incrementare i livelli di coesione sociale. Vorrei concludere soltanto facendo appello, insomma, al Presidente Zaia e al Presidente del Consiglio Ciambetti affinché questo progetto di legge non rimanga nelle intenzioni di un pezzo del Consiglio, ma venga calendarizzato prima possibile, venga discusso, che questo argomento sia all'oggetto dell'attenzione del Consiglio regionale. Manca poco più di un anno alla fine della legislatura. Se ci fosse la volontà politica di mettere al centro dell'attenzione del Consiglio regionale del Veneto il tema della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, abbiamo un testo da cui partire.